Amici, ben trovati, guardate dove siamo, in pieno Viale Umberto, in una giornata normale come tante, la gente che passa, lavora, pensa ad altre cose e noi invece adesso vi portiamo qua all'interno dell'Auditorium del Carmelo e vi porteremo a fare un viaggio, in una giornata comune come tante, un viaggio fantastico nelle tradizioni, nelle leggende della nostra isola. Dal ponte della nave si intravede la costa. Ci stiamo avvicinando. Tutto è più chiaro, più nitido. Ecco, si vede terra. Una terra magica, antica, misteriosa, annunciata dal fresco profumo dell'elicriso trasportato leggero dal vento. L'emozione della scoperta, dell'ignoto, ci rende impazienti di avanzare e avanzando si ha quasi il senso d'essere entrati in un mare d'altipiano e di navigare in ascesa verso l'estremo tetto dell'universo. Siamo con Eugenio Cossu, amministratore delegato della Grimaldi Sardegna, perché voi avete deciso di sposare appieno questo progetto proprio per questo motivo, perché tra tradizione e innovazione si attraversa in questo viaggio onirico sulla nave, su un traghetto alla Sardegna. Può sembrare strano, ma le posso dire che uno dei primi slogan che stavamo tentando per la Grimaldi Sardegna era Grimaldi nel cuore della Sardegna, la Sardegna nel cuore di Grimaldi. Quindi quando ci è stata proposta questa sponsorizzazione, questo il nostro intervento, l'abbiamo fatto molto volentieri, intanto perché c'è una parte di Grimaldi Sardegna che è nostra, che siamo proprio sardi e ci sentiamo, ma anche la parte Grimaldi Napoli ci tengono molto. Oramai molte delle loro iniziative sono rivolte proprio alla Sardegna. È un fatto anche economico, non vi è dubbio, è una compagnia armatoriale che lavora anche per guadagnare, ma lo fa anche con sentimento. Devo dire che lo si sta facendo veramente con grande passione per la Sardegna. Un'iniziativa molto innovativa finalmente, perché tradizione non vuol dire sempre per forza passato, arretratezza, anzi bisogna necessariamente fornirci di strumenti innovativi per raccontare il passato, così come in questo caso. Devo dire che mi ha colpito molto così come è stato montato tutto questo evento, perché c'è la nave che è una cosa molto moderna ed è una nave Grimaldi, e con questa nave si entra proprio nel sogno di una Sardegna antica ma che vuole essere molto attuale. Ci sono delle citazioni bellissime dei nostri grandi scrittori, che sono degli scrittori eccezionali, che raccontano un mondo incredibilmente bello. Siamo noi sardi a non renderci conto di quanto sia profonda, vasta e bella e piacevole la nostra cultura. Nella musica, nella scrittura, nella poesia, è una cosa immensa. Dovremmo probabilmente innanzitutto noi riappropriarcene. Questo è molto vero, noi sardi soprattutto, gli italiani in genere, ma noi sardi soprattutto siamo molto esterofili, sembra che tutto quello che viene da fuori sia più bello, quando noi qua abbiamo una storia incredibile di cui dovremmo certo inorgoglirci, ma poi manifestarla. A me è capitato di accompagnare degli amici stranieri che rimanevano a bocca aperta letteralmente nel sentire i nostri poeti, i nostri cantanti, le nostre musiche, i nostri strumenti antichissimi, più antichi del mondo. Io penso che in Italia non vogliamo essere presuntuosi né esagerare, però con Toscana, Sicilia e Napoli la profondità e la grandezza della nostra cultura ce la gioca. È molto bello da parte vostra sposare un'iniziativa anche abbastanza, tra virgolette, di nicchia, perché solitamente si sposano i grandi eventi più commerciali, invece voi avete scelto di entrare nella cultura, nella storia dell'isola. Questo inizia probabilmente come nicchia, ma secondo me sarà una galleria enorme, una grandissima caverna, diventerà altro che nicchia, perché le immagini sono veramente suggestive. Le donne che rappresentano la Sardegna sono di una bellezza eccezionale, cosa incredibile, vedere quegli occhi è una cosa eccezionale. E poi c'è tutta la nostra storia e il nostro sentimento, assolutamente. Mi
mi vedete? Io sono la sposa sospesa, la sposa delusa, la sposa in attesa. Il suono incessante del vento che spazza le strade deserte mi fa paura. Il vento che rende pazzi mi tiene qui, prigioniera. Qual è il mio destino? Il tuo destino è scritto nel vento. E a questo punto vi faccio conoscere Lisa Carboni, ideatrice, curatrice in toto del progetto. Raccontamelo in 2 righe, com'è nato e che intenzioni ha. Allora, ho detto, che cosa c'è dietro le tradizioni sarde? Ci sono tante leggende, personaggi. Sì, è vero, ne hanno parlato tanti, però diamogli un'altra veste, un'altra chiave di lettura. E piano piano nella mia mente ho iniziato a prendere forma questo progetto e quindi ho iniziato a immaginare questo viaggio per mare, perché il mare è un elemento fondamentale per la Sardegna che io amo profondamente, e quindi questo viaggio onirico, un viaggio da sogno, dove a un certo punto appaiono dei personaggi leggendari storici, tipo Eleonora d'Arborea, quindi storico, Adelaide di Torres, storico, però comunque hanno sempre questa aura di leggenda intorno a loro. Le Janas, cioè il materiale per uno scrittore Ma guarda, il tuo progetto ha almeno 2-3 meriti, cioè innanzitutto quello di aver innovato rispetto alla tradizione, perché lo fai in un modo attuale finalmente, perché la tradizione va raccontata oggi anche se riguarda il passato, quindi va fatto in modo attuale. È vero. 2, l'hai fatto in un modo che può diventare social. Perché, terzo motivo, l'hai fatto breve. Questa è una delle cose che proprio noi non riusciamo a capire, la brevità. Breve ma intenso. Certo. Breve ma intenso, infatti, tutto bello condensato. Fra le boscose ed aspre montagne che chiudono per una lunga distesa le incantevoli terre dell'oceano, sorge, isolato, un monte di forma conica. Sul cucuzzolo di questo singolarissimo monte vedonsi ancora i ruderi dell'antico castello costrutto nel 1127 da Gonnario di Torres. Da una delle finestre del castello, Adelasia di Torres, regina di Sardegna, aspettava inutilmente il ritorno del suo sposo. Chiacchierando, ormai l'ambiente si è fatto informale, abbiamo conosciuto anche le 2 protagoniste del documentario. Bellissimo. Che esperienza è stata? Molto molto bella, perché è nato tutto come un gioco e poi in realtà ci siamo trovate a prendere la parte di queste protagoniste, no? Di questi video che abbiamo realizzato, ed è stata un'esperienza molto bella, perché abbiamo vissuto da vicino quella che è la nostra isola, scoprendo nuove realtà che non conoscevamo da così vicino, e quindi abbiamo veramente servito anche per quello, no? per scoprire delle cose proprio nostre che non conosciamo. Indubbiamente è servito a questo, perché pur essendo sarda di origine e diciamo anche molto orgogliosi di esserlo, effettivamente molte storie così bellissime, perché poi insomma tra sacro e profano, insomma tra leggenda e realtà, è bellissimo questo filo, no? Che collega ovviamente queste bellissime storie. Noi pur essendo sarde molte cose non le conoscevamo. Ma è stato difficile, a parte gli scherzi, medesimarvi? No, assolutamente no. Guarda, ci siamo divertite e basta. Ci siamo divertite, è stato un gioco infatti molto improvvisato, tra l'altro. Non sapevamo neanche che poi alla fine sarebbe stato montato così in maniera veramente molto... Però presumo ci siano ore di viaggio, di attese, di riprese, trovare la luce giusta, prove. Luoghi, perché poi comunque molti luoghi, tipo Rebecco, insomma, era abbastanza impervio. Ad esempio, cos'è Rebecco? A Rebecco è un paesino tipico della Sardegna che anche noi non conoscevamo, appunto dove c'è la storia, appunto l'origine della storia di Rebecco, quindi questa famosa maledizione, praticamente a pochissimi chilometri da Bonorva. Vedi quante cose che non sappiamo. Che noi non sapevamo neanche noi. E invece per la scelta dei luoghi da raccontare, perché quelli e non altri?
Perché non quelli più Per- battuti di solito nel racconto dell'isola? Perché a me non piacciono le cose troppo. Ah, ci avrei giurato. Quindi sono andata a scavare Adelasia di Torres, per esempio. È un personaggio che va approfondito, è un personaggio leggendario, importante e anche molto romantico, perché comunque è una vicenda umana che valeva la pena che fosse, diciamo così, accennata, raccontata da qualcuno, una storia drammatica. Perché comunque lei si era innamorata di questo, il figlio di re Federico II di Svevia, quindi Regno delle Due Sicilie, il figlio. Lui era giovanissimo, bellissimo, lei comunque era sempre molto bella, ancora giovane perché si era sposata tipo a 13 anni, una cosa assurda, la prima volta con un Visconti. E poi è rimasta vedova e l'hanno fatta sposare, aveva due opzioni, o un Dorian oppure il figlio di... e lei ha scelto subito, anche se c'era tutta questa differenza di età che mi sembrava molto attuale anche Come racconto, certo. Comunque questo personaggio della regina abbandonata era irresistibile. Eleonora d'Alborea l'ho voluta mettere assolutamente perché Certo. come si fanno a mettere Eleonora d'Alborea, ha fatto cose straordinarie. Però c'è ancora un personaggio che so che è la tua preferita, ovvero... È la mia preferita, Eleonora Duse. Eleonora Duse è stata la più grande attrice italiana che ha ispirato Stanislavski, Lee Strasberg, per cui il tanto decantato metodo Stanislavski o dell'Actor Studio prende mosse da Eleonora Duse perché aveva un modo atipico di recitare, completamente diverso da quello trito e ritrito della tradizione di maniera italiana. Lei proprio viveva i suoi personaggi, li viveva con tutte le fibre del suo corpo. E questo personaggio appartiene indirettamente a noi sardi perché L'unico film che ha girato in vita sua Eleonora Duse, quindi le uniche immagini in movimento che noi possiamo avere di lei, sono state realizzate per un film del 1916, quindi sono 100 anni, cioè quest'anno il centenario. Lei ha fatto questo film Cenere tratto dal romanzo di Grazia Deledda, quindi l'unico film della Duse, guarda caso, è stato... ci appartiene un po' indirettamente. Sì, è stato tratto da Grazia Deledda.